Questa iniziativa che mette in relazione imprese e università vuole dare quegli strumenti importanti, determinanti, per riuscire a fare turismo tenendo conto dei cambiamenti che ci sono stati, che ci sono e che ci saranno. Il fatto di mettere innovazione, ricerca, di mettere i dati come precondizione necessaria per fare un turismo con una visione, chiamiamola così, aumentata, dà la possibilità ai nostri operatori di essere contingenti. È il primo impegno che la Regione ha messo a disposizione anche del turismo e ci si augura come categorie economiche sempre di più che su questo tema anche le future imprese che vogliono occuparsi di un mondo che per noi è sempre stato molto spontaneo e poco organizzato possono essere ancora più competitive e più capaci. Facciamo un esempio concreto. Nell'ambito del turismo di cui oggi parliamo, molte nostre microimprese, piccole imprese non sanno utilizzare tutti gli strumenti che sono a disposizione per il digitale, perché il digitale e tutto ciò che transita su internet è fondamentale per farsi conoscere, per promuovere l'impresa, per proporre i propri servizi in ambito, in questo caso turistico, e quindi il nostro obiettivo è anche quello di aiutare le nostre imprese ad arrivare a questo grande obiettivo. I partner ci sono serviti per trovare un modello che possa essere utile per promuovere i territori, per far assumere alle imprese del turismo, che ormai sono tantissime, non riguardano solo la ricettività o la ristorazione o l'intermediazione, ma riguardano anche per esempio lo shopping, la produzione artigianale, eccetera, per far assumere a queste imprese la capacità di competere e pensare non più soltanto allo sviluppo individuale, ma allo sviluppo collettivo. Il turismo esperienziale è una fonte importante di promozione, di pubblicità per le botteghe della manifattura artistica in senso stretto, che sono soprattutto microimprese, vere imprese artistiche, che hanno bisogno di corroborare la loro presenza sul territorio proprio anche attraverso un richiamo che porti nuova linfa e nuova esperienza su delle attività dove stanno incontrando difficoltà nella continuazione. Il dato da solo non è sufficiente, anche se ben analizzato, ma occorre investire nelle competenze che caratterizzano poi il tema dell'ospitalità. Quindi diciamo un gioco, una danza tra tecnologia e invece umanità.